Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata, Bustiano Pilosu questiona con Tottore Ortu, cantatore de Rosei che nos conta da sa prima volta che ha inteso un Magnificat e de commente dai dando si è accurziato sempre prusu a su munu de sos canticol de Gresia. Commente contra ha cantato in Chida Santa con sa confraria de Santa Rughe povrul de Barantannos. Tottore faedda de commente scambiata sa moda de cantare de Rosei e de commente su provare su cantu pototusannu appada mudadu e mezzoradu a parer sou sa qualitate de sas cantadas. Ascoltate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Tottore Ortu. Salute, Tottore. Salute. Mi fa che piacere ragionare con te così, che mi pare che a ragionare coi non nos siamo visto mai, no? Nos conoscimmo, può essere che t'ha inteso cantante, siamo abboiati a solmantessi logos, conosco a Fizzuto, alunno di scuola, vide alunno non proprio mio ma di scuola mia e tanto nos conoscimmo, però non ha potuto mai occasione di ragionare con te su de questa esperienza tua su cantonzi, su cantare in Rosei. Hanno la conta sa zigu questa vita tua in intro di questo mondo de su dunque io del minore sai quando io andavo a questo incontro, mi piaceva, già nel incontro la cosa che piace di più, le sacchetta santa la domenica, no? E a me mi ha detto questa volta che intendevo quando chiamava su Magnificat. E tanto è vero che noi abbiamo fatto un CD poi che l'abbiamo intitolato Magnificat di questo incontro. E intendevo questa volta è bella, questo zio anziano, Santo Nessena, mi ha tenuto una voce bellissima. A me mi ha colpito, ma già del minore, che tenevo 7-8 anni. Quindi io andavo sempre a puntare questa cosa e mi è sempre spiaciuto. Poi già del minore poi andato, mi hanno invitato ad andare a una corale. Io ho partecipato, per una paio di anni in questa corale. E in questa corale ho potuto un modo di commente su pride, su mastro. Ho visto proprio po' mano che questi uomini che cantavano, questi zii anziani che cantavano in epoca. E quindi mi sono accurziato a bello, quando cantavo mi ponevo sempre in da secco a ascoltare e sicuramente ho tenuto la contra, mi ponevo sempre a corso di questo zio minoreddo e a chiata questa voce, e a bello, ma la verità è a pezzetto da 7 anni hanno visto che mi piaceva e sono entrato all'oratorio a Santa Ruga, che poi abbiamo sposto il nome a suo coro. A bello andava 11 funzioni tanto e a bello mi hanno inserito, non ho potuto nessun problema, ma tu non beccante, cantavo sempre a bello, soltanto con lo zio, poi naturalmente come prima italianato, la per sul passato, che teneva la voce del zona più forte. E comunque è stata una cosa che mi è sempre spiaciuta. E ho sempre partecipato, sono diventato a fatto gruppiore in cui ha fatto depositario, il vice piore, ha fatto insomma, una cosa che proprio mi ha attirato. E tu hai fatto sempre scontra. Sempre. Che gli narrare è l'aspetto religioso che su cantare. Tu sei religioso, immagino. Sì. Può fare che questa cosa. Religioso. Vi credo veramente in questa cosa, vi credo. Quindi su cantare è legato proprio a questa categoria. È legato. Io credo che se non sei proprio chi vi crede in questa cosa, che non vi canta proprio bene, che su coro come te deve essere proprio. Su questo concordo poi è scambiato che su tempo che solmanno purtroppo si casano uno si casano tutto morto. Però bello per io ho tentato sempre di piccare amicos per rimpiazzare che bello mi sono besato che in Mollanda sapevo che pure noi in attonato però avevo che cominciando a perdere la schiata, però che sempre bella che intendiata
Su tono bi sempre. Li schiano. E li schiano, cantare proprio. Quindi a bello io ho tentato sempre di tirare con panzo, amici, per impiazzare sempre a bello questo cantare parisi. Infatti, in bida, non manco noi, non cantai in battoro, cabini, questo schiamo entrando a imparare, e tanto cantiamo per 7, 8 canzoni che poniate a corso di giocare chi a questa voce, e abbiamo imparato a fare questa cosa. E a te ti piace De Bruso, si sa uni da terra gente, diventate 7, 8 a cantare o quando si disimbattono? In battoro mi piace te per in 7, 8, la verità mi piace. Però in battoro questo Bruso mi attira di più. E che differenzia bagatta stue? Differenza che le entrate non sono sempre come mi mentito che uno dirà prima non è perfetto come te potes cantare quando sei in battoro. Che se cantare per 2 voci non dirà non è che si è tirata uguale, non momento dirà prima, non momento dirà dopo, quindi si potete intendere bene, massimo in cresia che batte un'acustica che carraia di fettedo, schimo, magari, però cantando in un luogo come gurdo, che non batte acustica, intendere diretto, quindi cantando in battoro, non batte ballare, però batte una cosa, deve cantare, non deve che suppisca, quando si intanto, si tende a andare fatto a cantare, però andare fatto, quindi puoi imparare proprio a cantare bene questo canto. Penso per il tenore tutto canto a cantare a sola, sempre a sola. Il ballante imparas, naturalmente ascoltando chi in dischi, però Poter fare razzigo su bische non proprio muto completamente, a sa prima, no, poi nel fatto, i strocche in mezzo, e poi a bello. Sì, ma quando si canta in 2 voci, tranquillo che va sempre uno che trainata. Quindi si cudatelo, si agarra sempre a cua, non mi impara mai bene. Ascolta, e poi sicuramente Geo mi ha fatto un'idea che è legata sul fatto che in sa corale, tu hai fatto parte di una corale, no? Sa corale va un mastro, su mastro dai di suo tempo. Da suo tempo, sì. E su cantonzo nostro non vende mastro, no? Non mi dato uno che ha te, voi tanto in cara, per a su commento zirata sa voce uno tabbizza che non dire tutte pari. È stata una cosa di prova, di provare, ed per battendo noi in occhio, battendo noi in cara. Per regare la casa a fare che sa canto più perfetto la casa. Quindi voi si può cantare bosponite se uno a cara satiro. Sì, sì, in cerchio sempre, penso tutto canto là. E lo facciamo tutto, ma sa di manda è il fatto. Lo scoro sardo cantano tutto, tutto in cerchio. Infatti, quando noi abbiamo mandato a Carchi Lucco, Massimo canta in aperto, per imbattere in chimbe, canta in aperto, canta in bene, non è no. Però a barraini spantato, imbattono noi, quello che cantare per imbinti, però a barraini spantato sono che chiamano noi imbattono, e io a barraini spantato, ma sicuramente è che busponite cui in cerchio, compreso. Penso che hai questo pure influato a botto, e besiato una voce, cantiamo il forte e canto quello che in imbinti, e barraini spantato. No, questo è bello. E poi beste su fatto, come se nende, che siccome cantende senza baire uno direttore, uno mastro che di nara sue vaghere, deve si scurtare su companzo. Se no, tutto un mastro in cui, ecco. In cui non è che battuno, che siamo tutto canto. Uno deve fare questa parte sua, non potete andare. Finza si, magari non disco in orosei, magari mi lunara stue gommo, si saoga tenere un'importanza brulmanna, si tira a De Brusu in intro del suo passaggio. E no, che la voce, infatti, sa quedata proprio l'armonia e l'inizio del canto è sempre. No, ma Vinza si salzirà dal Ionaro, per esempio, quando la pesa da escraru, è solista, sì. E dai di su punto di entrata a su resto de su tenore, de su concordo. Ma quando poi si scantende in intro de su cantare, este saoche chi comanda da sos passaggios o sono tutto paris? Tutto paris. La voce è data l'impulso all'inizio, poi
a momentos potete su basso che lo date, a momentos a contra, dipende da su... Non batta una che proprio... Sono argomento bello, questo mi piace a me, no? Che può cambiare, si cambia da vinza la personalità di su che scantende, cioè su modo di fare di una persona, no? Cambia per esempio una contra o su basso, insomma, so che cambia, come te può cambiare su canto? No, non può cambiare. Naturalmente non te ne sa che sua. Ma in pruso, timbro. Per esempio, cambia su timbro, no? Il timbro può cambiare, però la voce sta cussa, no? La canzone sta cussa, non può cambiare il timbro della voce, magari uno la tiene più bassa. E non è che bappa da, per esempio, chi è cerca di accelerare, e che tirare sosattero, sossinono, chi invece li piace di chi stentare in una melodia, per esempio. Sì, ma te sei besta. Besta. Besta, è un po' si tende sempre a migliorare questa cosa. Questo la chiama butto sorvezzolo. Questo la chiama sorvezzolo. Un sono tentato di cantare prima che si intendiata. La chiama sorvezzolo questo. Proprio era che per i comoca con tenta di che anticipare però non è la cosa giusta questa. Non viene da ridere che ti l'hai nato da innanti, no? Ti ha ponato mica per fare che il finza scalchi provocazione di caica a sa fine che te per bessire a pizzu a bere un sentimento che teniamo facendo questa cosa, no? E finza sal maniera di cantare nostra con los argomenti che hanno sempre tra noi, se non nammus, poi non sappiamo che in un microfono non ne nammus pruso, no? Però è il bello che è da campo che questa cultura de su cantonzo dipende me da queste persone, no? Che donzi persone poi li dai in pronta sua, chi sia da su dono de saoghe, su trimbo de saoghe, che è importantissimo, eccetera. Ma finta a sa maniera proprio di cantare, no? Finta su carattere, in suono e su malo, Certo. Non sono tenete il suo carattere suo e magari sa voce là che è uguale, però si intende che questa è la personalità sua, che resta qui sul canto, però la personalità sua tenta di avere una cosa per e questo si intende più quando siamo in batto scantende, che si pone se presente questo azzico bene di apparinato, no? Invece scantende in batto si da campo di bruso, questa parte di variazione, il dai uno concordo a un altro concordo e gai si kende. Come in questa confraria de Santarughe, in mezzo al bicantate, si canta gente bacchi canta, da chi lischi da cantare. Ma commenti si tentano come abbiamo fatto noi, di accorciare, di cantare, gli abitanti. Non è facile, che pare che intende cantare gaina, bilaco per io, che è scapitato, bilaco per io. Sì, tu bilar fatta, però che cantare il fatto nostro, si canta solo per non è facile, che intendere pare facile, ma non è facile per nulla. Quindi, va gente che prova a cantare, che accusa, se in caso non abbiamo mai cadernante questa cosa. In questo senso, lo sonende, no? Bazzi il giovane spuro che sono accurziende. Sì, ben data. Bene, vedete che è andata, per i nocchi, ben data, che cantani, che noi, e poi hanno piccato un altro ramo da cantare a tenore. E tu a tenore non hai cantato mai? Io appunto. Però che io la contra cana. Va chiesa contra cana. Contra cana, una paia annetta ho provato. Però la verità mi piace più a concordo. E sono scompanzo del suo concordo a tenore, bigantana, sì, su profano un anno, no? Il mio rischi, se lo conosco, cantai. Come però non è su questo tenoredo che teniano, non vanno più scantato pari, poi varie scuole come sta cantando a concordo e basta che noi. Però si capita da poter cantare a tenore pure. E te va che disse? Prima o che va che te? E come può serrare questa regionata nostra? Che se non abbarramo tutto su sera, noi scasiamo il fedale spure e tanto non comprendiamo il diretto. Ti queria preguntare, no? Una cosa che mi pare che ha pinteso che vicinenti innanzi di questa regionata nostra. Che a te ti pare di chi come si canta in mezzo di come ti si canta io prima?
Per me, ma non che siamo più bravi, per una semplice cosa. Questo si canta in prima, si vedevano a cantare questa canzone solo a Sacchetta Santa, ad esempio. Invece noi no, noi non lo vediamo 2 volte a Sacchetta, per tutti i anni. Quindi secondo me, naturalmente è bravissimo, non va nulla da denaro, abbiamo stento voce in bida, Michele IV, tanto una Sena, tanto un Nani, gente è bravissima, però noi abbiamo provato tutti i anni, quindi sicuramente, secondo me, poi potete spiegare ballando, sicuramente è più orecchiabile, secondo me. Io ti faccio un'altra di quelle provocazioni del dando che io, Massimo, dischi io so brusa su tenore, no? Però è scurto me da tutti i concordos e so tenori che cantano cantone de greia, è scurto tutto, la musica sarda e mi aggrada tutto. Però appo uno parrere quasi a simbesse de su tu. Commente chi gusta sprovas in qualche maniera l'appana cappana ogado certo passaggio del suo cantonzo che vin più libero prima, che tu azzicolo al nadu, no? Tanto che al nadu e solbezzo lo faghian de brusu, questo de si checolare, de fagre intende sao che soro, de che si raffora, finza de nammo azzico de competizione interna, no? Giusto? Sì. Vi vidi. Massimo la prima volta su Quinto Night tendia a lacare, tendia a respirare prima, che su furbo spuro, respirare prima e noi siamo regalo, che su suffio, e su respirare prima e entrare diretto prima, ma una frazione che noi non abbiamo diretto fatto. E quindi questa competizione, ma secondo me è un capriccio solo puro, no? Io so bisogno di prima, so più anziano, quindi tengo per diritto io da che regolo, secondo me. No, ma è importantissimo che su cantare è scomente sa regionare e forse a zigu de brus puro, no? Per non narrare il meta de brus. E non tutto su chi semmus. Sì, sicuramente un progresso cantante. Forse ti piace questo, che hai pruso, magari ne pruso a commentesiata, a suo momento. E quindi ti potrebbe piacere questo magari. Mi piace pruso che hanno una cosa pruso preparata e provare tante volte. Poi batto un'altra cosa, meta importante. Massimo cantante a concordo. Se non siamo tutti amici, non vi è bene, assolutamente. Se batta uno che è di malumore, uno che ottiene carichi astichiddo, chissà, tu puoi cantare canto che non vi è bene. Ma l'ho notato una volta, mi è capitato che a questo coro mi è entrato, il sito, che hanno badia che qualcuno che badia cariche così che non vi sia bene come può cantare, deve tutto amico di te. Se in due casi non vi è bene. E che in questa bellissima cosa che ha sanato, salutiamo chi nos ha da ascoltare, che nos sta ascoltando, e grazie a Saberu per questo conto bello de sa vita tua in intro del suo cantico in Creia de Orosei. Grazie a te. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.